Domenico Falco. Buongiorno e ben trovato. Grazie Nappa. Allora, quando sono venuti loro da me 2 settimane, 3 settimane fa, volevano presentare questo libro e decidimmo di andare insieme l'8 marzo, proprio perché era la festa della donna, e volevamo fare in modo che anche l'ordine desse un contributo a sensibilizzare le coscienze per fare in modo che la gente comprenda che questo non è un ordine chiuso, ma è aperto alla città, è aperto ai giovani giornalisti. Proprio l'inizio della storia di come comincia questo libro, ci introduce la sua magnifica voce. Anna Calenda. Vuoi dire qualcosa? Volevo dire grazie, vi devo ringraziare perché come avete ben detto sono stata in America per 7 anni, ho portato là la bella musica napoletana, sono stata accolta benissimo, ma a un certo punto ho sentito il forte richiamo, il richiamo di Napoli. Ma non solo perché mi hanno proprio contattata, anzi mi ha contattata una figura veramente importante che è il maestro Carmine Cagliazzo, lo conosciamo tutti come arrangiatore, maestro d'orchestra di Céline Dion, che è qui presente anche con noi oggi, e per un progetto importante. Come ha detto prima il nostro capo dei capi, il nostro grande Mimo Falco, di Napoli, proprio un progetto riguarda Napoli, perché Napoli Napoli non può più aspettare, e questo è il grande progetto che abbiamo creato insieme, in sinergia, e per questo abbiamo bisogno di tutti voi, come di tutti voi abbiamo bisogno oggi per portare avanti un libro a me molto caro, da parte di una persona a me molto cara, che è Giuseppe Cosentino, che è un grandissimo regista che ha saputo mettere insieme il bello, il buono, il cattivo, e ha saputo affrontare tematiche di tutti i generi. Ma non mi voglio dilungare perché voglio subito entrare nel personaggio di Ginevra. Mi trovo nel polmone verde della città di Napoli, il parco comunale. Il paesaggio infonde in me una sensazione di grande serenità. Sono sola. Porto con me una semplice bottiglia d'acqua. Ho in mente di trascorrere una giornata solitaria, lontana dallo stress, dal lavoro e dalla routine quotidiana e caotica di tutti i giorni. In effetti, intendo trascorrere una calda giornata di fine maggio in piena armonia con la natura, e passeggiando tranquillamente verso il vasto giardino piantato di lecci, pini, palme, eucalipti, che si estende per più di 1 chilometro tra Piazza Vittoria e Piazza della Repubblica ed è fiancheggiato dalla Riviera di Chiaia e da Via Caracciolo. Le statue neoclassiche che adornano i reali paesaggi di Chiaia, i personaggi illustri del passato della città, e camminando lungo il percorso rettilineo mi accorgo ad un certo punto un senso di timore, perché nella mia ignoranza non so neppure chi essi siano. Intorno a me fiori coloratissimi emanano un intenso profumo di inoltrata primavera, mentre nelle aree giochi della villa ci sono mamme con i loro figli e ragazzi che con grande eleganza usufruiscono della pista di pattinaggio, ed altri ancora che sfrecciano con le loro bici. La giornata scorre lenta ed io mi godo la mia città. Faccio qualche fotografia del paesaggio soffermandomi sulla bellezza delle rose rosse, i miei fiori preferiti, come il colore rosso, il colore della passione. Mi siedo su una panchina della villa comunale quando all'improvviso vedo scorrere davanti ai miei occhi la mia vita. Ecco, l'ultimo scontro al veleno con mio marito, Cosimo De Santis, uomo machiavellico e calcolatore. Ne conservo un ricordo nitido e quasi recente. Vattene! Vattene, brutto figlio di puttana, vattene a piano! Quelle parole Ginevra
Ginevra Quagliariello, ex signora De Santis, non avrebbe mai immaginato di dire all'amore della sua vita. Cosimo si limitò a rivolgere uno sguardo disinteressato, sprezzante. Stai facendo come al solito, la melodrammatica, la povera pazza. Stizzita, non esitai a prendere la borsa gettata sul divano e gli dati di un sonoro ceffone. Cosimo, tra l'attonito e l'intonito, mi aveva preso un braccio, gridando: ora è colpa mia. Dopo che ti sei data a Tony Marasco, il mio peggiore nemico, ed hai concepito pure un figlio, facendomelo passare per figlio mio. Ed hai costruito il tuo futuro da First Lady della città su una sporca menzogna. No. A quelle parole si è trattenere una risata isterica. E dissi: ora leggete la parte del marito tradito. Tu che mi hai portato puttane in questi anni di matrimonio, condividendo addirittura le carte di credito o le tue mantenute, senza neppure usare un minimo di discrezione. Basta! Dico io, basta. Sono stanca di fare la cornuta contenta. Addio, Cosimo. Cosimo resta spiazzato, mentre io gli giro le spalle, sbattendogli la porta in faccia. Ad interrompere questo ricordo apparve improvvisamente un misterioso ragazzo dagli occhi chiari e profondi, vestito con abiti griffati, bello, etante, affascinante, con una giacca color blu scuro, con bottoni d'oro, lucenti. Il classico principe azzurro delle favole. Il bel ragazzo che è bravo, il quale raccomanda a Ginevra di guardare avanti mentre cammina, e Ginevra si scusa come per dire: oh, scusi, ho la testa fra le nuvole. Io direi Passioni senza fine, un libro scritto da un ragazzo, perché per me Giuseppe è sempre un ragazzo straordinario, napoletano, e quindi vuole essere un trampolino di lancio per la nostra città, Napoli, l'Italia e perché no, il mondo, sì. Conquistare il mondo attraverso la bella scrittura di Giuseppe. E poi, giusto per finirla in musica, sono passioni senza fine che prendono, che vivono in te. Figli di un'antropologia araba, greca, e questo innesco è solo per il popolo campano, ma soprattutto napoletano, e non possiamo permettere a nessuno. Il valore di questo patrimonio io l'ho apprezzato all'estero, quando sentono che arriva una della scuola italiana, una della scuola napoletana, così avvocati in America, così insomma. In una convention l'ingegnere del collab del ponte di Brooklyn, cioè, è di Castellammare, provincia di Napoli, cioè, è una cosa veramente che tu ti senti. E poi sì, dirigere con questi grandi VIP è stato per me insomma una grande gratificazione, ma l'impegno che io mi porto è quello di portare adesso la nostra cultura. Il libro, per esempio, è una cosa eccezionale. Io invito i miei ragazzi che insegno alla lettura e poi alla composizione. Allora, componete ciò che grazie per l'opportunità. Sarebbe tanto di dire. Grazie a tutti. 100.000 euro. Prima che metti in mezzo qualche povero disgraziato e quella povera figlia tua, ti avverto che sono stato io, sì. L'ultima volta che sono stato da te ho preso qualche assegno. Lo sai che ho sempre saputo falsificare anche la tua firma. Lo considero così un tuo regalo di nozze. Perché sì, te lo voglio proprio dire, ieri mi sono sposato. Non siamo sicuri che sia amore, però così sono sicuro che non dovrò tornare in clinica e non sarò più solo come un cane. Ti voglio bene, tuo Fabio.
Fabio De Santis è l'ultimogenito ricco rampollo della famiglia dell'alta borghesia napoletana. È il figlio di Ginevra e Cosimo, è il fratello di Walter ed Eva. È un sognatore, idealista, leale, ha rinunciato alla ricchezza e al benessere della famiglia per seguire il suo più grande sogno, diventare pittore. Il giovane ha talento, è un vero artista dall'animo nobile, sensibile e allo stesso tempo tormentato. Sì, ha sofferto sempre per quell'amore e la comprensione che ha sempre ricercato nella figura paterna, riservati però al fratello maggiore Walter. Questa cosa l'ha portato all'autodistruzione e all'autolesionismo, fino al tradimento di Lavinia, la sua storica fidanzata, che poi l'ha tradita proprio con il fratello, sì, come dicevamo prima. Così ha cercato rifugio nell'alcol. Dopo alcuni mesi in una clinica privata, Fabio è ritornato un ragazzo propositivo, anche grazie al rapporto con Bambi, conosciuto a una delle tante mostre. Ginevra Bellina è detta Bambi, come la madre di Fabio De Santis, è una bellissima trentenne, ha un fisico statuario, una modella, ha grande attrattiva sugli uomini. Vive la giornata in un mondo tutto suo, è disoccupato, un'inguaribile romantica, impulsiva, un po' bambina ed infantile per certi aspetti. Ama viaggiare e girare per il mondo. Vive di rendita, grazie all'eredità che l'hanno lasciato i suoi genitori morti in un incidente stradale. E si crede anche nelle favole e negli amori romantici. La natura mi insegna solo con la diversità può nascere il meraviglioso spettacolo della vita. Adesso vi faccio una magia. Io sono così. Un cuore fegato, le mani completamente elastiche a causa di una rara sindrome, la sindrome di Ehlers-Danlos. Per voi è un problema? No. Come possiamo concluderla nel migliore dei modi questa mattinata? E allora, Giuseppe, senti una cosa, la vorrei chiudere, voi che siete amanti delle classiche napoletane, proprio con un piccolo brano, un piccolo pezzetto, non un piccolo brano, perché le canzoni napoletane sono un patrimonio della nostra cultura. Quindi passioni senza fine, un grande amore. Dici d'ancella accompagna vostra, che ha già perduto sogno e fantasia, che pensa sempre che è tutta vita mia, e ciò volesse dicere, ma non ci saccia dire. A voglio bene assai, dici d'angelo